Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento. Ma no, Ciano, non sai che... Bon, lasciamo stare. Oh là, Ma ormai manca poco, manca poco? Sì. E per cosa? Ma per Natale, no? Cosa? Non ti hai accorto? Non hai neanche guardato fuori dalla finestra che c'è tutto lucette, robe? Ah, sì, è vero, ma quando c'è? Beh, Natale casca questo sabato, e Santo Stefano è domenica. Ah, il giorno dietro? Sì, Robe mai viste, E dovrò anche incominciare a cucinare per venerdì. Per venerdì? Sì. E cos'è? È la vigilia, no? Ah, Cosa, non ti ricordi che abbiamo abitato qua i muli a cena? sì, è vero. E devo ancora decidere cosa fare. Ma cosa volevi fare? Beh, per la vigilia si fa pesce, no? Potessi fare i sardoni in sapore. Buoni. E dopo farò un misto di frutti di madre. Di madre? Sì, c'hanno frutti di madre, no? Così tipo vongole, pitocchi, Frutti di madre. dopo capesante, canestrelli. Canestregli? Sì, c'hanno i canestrelli, no? Non hai presente? Sì, buono. Dopo farò un bel risotto con le vongole. Buono anche questo. E dopo, non so, faccio un'orata o un baccalato. Baccalato? Sì, c'è un baccalato, no? Beh, sì, baccalato. Se no posso fare di nuovo i scappi alla buccara che ti ha piaciuto l'altra volta, no? Sì, buoni i scappi alla bucara. Ma gli sarà anche Brian stasera? Sì, viene qua con mamma e papà a casa degli nonni. Degli nonni? Sì. Ma mangerà tutte queste cose? Sì, vedrai. Brian, è vero che mangerai tutte queste cose buone? Sì, varido, il gazelle acquolina in bocca. E dall'altra parte... Ascolta, Giangiulio. Dimmi. Ma ti cosa ha fatto i regali per Natale? Per Natale? No, mi non ho fatto niente. Non te che pensi ti, scusa? Sì, tutto amico le fa. Ma di solito te son ti che te se occupi di questo. Ma Natale c'è sta settimana. Sarebbe anche ora di andare a fare un po' di regalietti. Ma... Potessimo anche farsi un giro e approfittare, c'è un po' di robe. No, te sai, mi preferisco non andare in giro. Se assembramenti, rischi di contagio. No, ma cioè, scusa, non si è fatto neanche un giro per le bancarelle, baracchette che sei in giro per la città? Ma te scherzi? No. Sei proprio il massimo della concentrazione di persone e più delle volte portatori sani. Ma sì, ma non sai che... E mica devo andare a fraccarmi in mezzo a tutta quella gente ammassata sulle bancarelle? No, lasciamo stare, cosa capì? Ecco, meglio. Però, no, scusa, giusto per farmi un'idea, ma ti costa piacere ciappare come regalo? Niente, mi non voglio nessun regalo. Ma come niente? No, mi non posso neanche pensare a ricevere qualcosa impacchettato, incartato e confezionato dalle mani di chissà chi. Ma come chissà chi? Sei quei del negozio che fa... Appunto, se quei che sei a maggior contatto con tantissima gente. Ma ha sempre la mascheretta indosso, poveri cristi. Ma non sei mai abbastanza, Ma come no? Ho capito, ma neanche se ha fatto il pacchetto? Ma quel che sei dentro? Se è regalo. Ma chissà cos'è da chi si sta prodotto, chi lo ha toccato nel negozio, magari anche provato se si deve vestire, oddio. Ma con te versi il regalo, te capisci cosa sei? No, guarda, mi non sopporto non sapere. Ma non te puoi sapere, cioè, come te fai? Dove sei la sorpresa? No, mi non mi interessa proprio. Dai, non sei mai un mai se non che sei un ben. Cioè? Tutto spagna.
era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro? Dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.